gin tonic, Matt? Sì, grazie. Un altro, Jane? Non disturbarti, faccio io. No. Sono io del seguito, sono qui per servire. Desidera cenare? Sì, fra mezz'ora. Ho da fare ora. Jane, vieni a dare un'occhiata. Questi geroglifici. Il nome di suo figlio, vedi? È stato scalpellato. E un altro nome è stato inciso. Per il dottor Ing, il nuovo nome è stato sostituito molto più tardi, forse 20 anni dopo. L'ha determinato al carbonio. E tu pensi che potrebbe trattarsi di suo figlio? Ma non c'è nessuna prova. Ad eccezione di qua e qua. Ovunque il nome del figlio del faraone è stato cambiato. Beh, sono congetture. Ma in fondo è con le congetture che ci guadagniamo da vivere. Ma sono convinto di una cosa. Qui è stato cancellato il nome di un bambino anni dopo la sua nascita. Forse era una figlia. E potrebbe essere la regina che il nostro olandese pazzo ha trovato. È innamorata di te in modo disgustoso. Non lo sai, è importante per il mio lavoro. Assistenti preparati è difficile trovarli. Non lo era. Se organizzerai una spedizione nel cuore dell'Australia, lei imparerà la lingua degli aborigeni e come accendere un fuoco con 2 legni. Se ne vai via con lei tutti i giorni a cercare non si sa cosa in questa valle maledetta. E questo solo perché un olandese esaltato del 1600 ha scritto una storia assurda su una regina morta e di cui nessun egittologo sa nulla. Ma almeno sai se quel Van Horn sia esistito veramente? Tu non stai mai un minuto con me. Chissà che anche io non sia una immacolata concezione. Ma capisci che se esiste quel sepolcro sarà la più grande scoperta dopo Tutankhamon? Una regina senza nome. Sì, ma lei è morta. Occupati un po' di me. Io aspetto un bambino. Sì, ma che nascerà fra 2 mesi. Oh, sì, ne sono sicura. Quando nascerà il bambino, tu ci metterai in prima linea sul tuo elenco delle cose importanti da fare. Ma forse non accadrà neanche questo, e tu lo sai. Ma dove l'ha trovato? لقيتها فين يا محمد؟ Specie questo. no Digli che quando trovano qualcosa devono chiamarci, non portarlo qua. Scusa il ritardo, non sta molto bene. E mi dicano almeno dove diavolo stavano. Luca? Deve essere qui, in qualche posto. Van Horn parlava di una grande valle sulla parte ovest. Sì, ma scriveva in olandese del 600, ed è questo il punto. Può significare una fessura, un corso d'acqua, una valle. Cos'è, Jane? Avanti, vieni con me. Vedi, Anne ha sempre avuto tutto dalla vita. Perciò ci sono delle cose che diventano difficili per lei. Anche essere educata. In questo momento tutto la sconvolge. Si sente brutta, ingombrante. Forse ha paura, ecco. Tu in giro con me tutto il giorno, lei sola laggiù nel campo, con niente da fare. Bisogna capirla. Lascia stare, Matt. Non hai davvero bisogno di scusarti con me. No, io cercavo solo... Smettila. Mi rincresce per lei. Vuole competere con lo spettro di una regina che forse neanche è esistita. Lei, viva, vuole farsi notare da un uomo che è ossessionato dai morti. Gliel'ho detto ieri notte. È difficile trovare buoni assistenti. Ma assistenti comprensive ce n'è solamente una. Forse potrebbe essere su quella parete, chissà.
Sai decifrarlo? Beh, ci sto provando. Qui gli dei non vengono a qualsiasi appello. La senza nome deve restare per sempre sola. Voi non avvicinatevi alla senza nome, perché la vendetta ucciderà. Guardatevi dall'uomo che viene dal lontano cielo del nord. Lui libererà e scatenerà la sua perfidia di nuovo sulla terra. La senza nome non deve risorgere. Oh, Matt. Può essere lei. Guarda, l'ingresso, quella pietra. Aiutami, Jenny. Spingi. Forza! L'abbiamo trovato. Guarda, il buco fatto da Vanor. Certo, e che poi ha richiuso. Diamogli un'occhiata. No, prima devo avvisare il Cairo. È stata qui 4.000 anni. Ci aspetterà. Leggiamo almeno il suo nome. Figlia del sole, amata da Osiride, regina degli Egizi, cara. Tutta la mia vita. L'ho sognato da quando ero un ragazzo. Se fosse soltanto vero un quarto di quello che scrive Van Horn. Annie!
Sta attento! Non è meglio che venga con te? No, no, tu resta qui. Non sono le doglie. Le mancano ancora 2 mesi. Sì, d'accordo, ma potrebbe essere... Ci penso io. Ma non mi sente affatto. È sotto shock, signore. È il telefono del Museo del Cairo. Dottor El Sadek. Lui vi dirà dove rintracciarmi in caso di bisogno. Ma come? Ritorna nel deserto? Non posso fare niente per lei. La sua presenza può essere utile moralmente. La prego. Tesoro. Devo andare. Che cosa c'è? Che vedi? Aspetta, aspetta un momento. No. Ossigeno.
È meglio non perdere tempo. Chiama il dottor Annan. Aspiratore, presto. Anupi. Dov'è il mio bambino? Voglio vedere il mio bambino. Dov'è il bambino? La copra, non c'è più niente che possiamo fare. È morta. Matt. Io devo vederla. Incredibile. Tutto quello che ha scritto Van Horn era vero. Che c'è, Matt? È perfettamente sana, signora. Non so, è quasi incredibile. Mi viene da piangere. Tutte le madri piangono la prima volta, signora Corbeck. È mia figlia.
È bellissimo. Grazie. Grazie. Quando mi sono svegliata, tu non c'eri. Tu non c'eri. Scusa, è una cosa affascinante. I geroglifici della tomba. Sempre la stessa frase. Vivere di nuovo. Sì, sì. Accidenti a questi giornalisti. Ma che diavolo vogliono? Ma mi sembra normale, Marta. Lei non è più nostra. Ora è un supplemento facoltativo, come la diga di Assuan, la Valle dei Re. Supplemento facoltativo. Un momento, quella no, fermatevi. Dottor Corbeck, lo spostamento del sarcofago della regina non è autorizzato. Secondo le condizioni del permesso, l'ispettore alle antichità deve venire dal Cairo prima di spostarlo. So quello che posso e non posso fare. Non appartiene a lei, signor Corbeck, ma all'Egitto. Yalla bene! Informerò il Cairo. Wasput! Mi dispiace, fermerò il lavoro finché la cosa non sarà stata chiarita. Jabu! Lani! 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 Wait! Nice. Stop! Ehi, vai, stop! Ma che fa? Non può fermarla, è impazzito! Stop! Che fate? Attenti! Si spezza! Attento! Voleva fermarmi. Devo andare. Va pure, non ti trattengo. Non appena la bambina potrà uscire, tornerò a prendervi. Margaret, Margaret è il nome, Sì, Margaret. sì, lo so. Qui non sono di nessuna utilità per te. Laggiù puoi essere utile a te stesso. Esatto. E alla preziosa cara. E a Jane.
Quei fiori me li hanno mandati i miei genitori. Vogliono che vada a trovarli negli Stati Uniti, non appena Margaret sarà in grado di viaggiare. Tu vieni con noi? Annie, io non posso allontanarmi ora. Lo capisci? Fatemi passare. Dietro! Indietro! Fatelo passare, no! È una grande, meravigliosa scoperta. L'Egitto le è molto grato. Che altro dire? Bene. Il contenuto della tomba, certo, appartiene all'Egitto, anzi al mondo. Ma governo e museo ritengono che lei debba avere uno o due oggetti. Questo è un piccolo regalo per sua figlia. Uno specchio che darà a sua figlia quando avrà raggiunto la maggiore età e potrà apprezzarlo. Oh, beh, io non so come ringraziare. Mi scusi, signore. Dall'ospedale cercano il signor Corbeck d'urgenza. Signor Corbeck, mi dispiace. Io ho insistito per farla rimanere, ma non mi ha ascoltato. Ha preso la bambina e se n'è andata. Buongiorno, professore. Buongiorno, Charlie. Il signor Witter del Museo d'Antichità di Londra è arrivato. La sta aspettando. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Ho quasi finito di raccogliere quei dati che mi ha chiesto l'altra settimana. Mi dispiace il ritardo, ma c'era un documento che volevo farle vedere. No, non sono qui per questo. Oh. Il fatto è che... la sua grande scoperta è in pericolo. C'era scritto il dottor Sadek.
Pare che il sarcofago si sia... No, niente di grave. Ma hanno disigillato la vetrina e stanno facendo delle analisi batteriologiche. Dovrei essere là. È il loro mestiere. Sì, sì, sicuramente in questo campo ne sanno molto più di me. Mi piacerebbe tornare in Egitto. È il compleanno di mia figlia la settimana prossima. Ah. Guarda che belle. Sei bravissima a coltivare rose. Sei brava in tutto. Sono più belle dell'anno scorso. Sta fresco qui dentro. Questo è per il suo compleanno. Lo so. Ed è lo specchio della tomba di Cara, vero? Come lo sai? Beh, gliel'ho sempre comprato io il regalo. Quest'anno invece non me lo hai chiesto. Compie 18 anni. Sì. Ho messo le calze nella borsa. Non c'era più un centimetro di spazio. Non sapevo dove metterlo. Il passaporto ce l'hai? Sì. Ma che diavolo aspetta a superarmi quella macchina? Ah, le pillole per lo stomaco sono fra le batterie di riserva del registratore. Ma starò fuori solo pochi giorni. Lo spero. Non è proprio un felice ritorno a casa, ma siamo felici di averla di nuovo tra noi. Grazie.
Mi ero dimenticato di quanto era bella. Naturalmente noi abbiamo fatto tutti i test, ma fino ad ora non abbiamo rilevato la presenza di batteri. Il dottor Khalid pensa che l'unica sia di prelevare un brano dall'interno delle sue fasce. Lei intende tagliare le sue carni? Altrimenti, signor Corbeck, come potrei accertare un'eventuale azione batteriologica? Da brani dell'involucro vicini alla carne. Beh, questo è già stato fatto. Fungosità, azioni dell'aria, virus, contaminazioni. Signor Corbeck, capisco che è una sua scoperta, una delle più ricche dell'egittologia. Per questo e per la sua erudizione tutto il mondo l'ammira. Ma noi, in materia di conservazione e preservazione, abbiamo un'esperienza senza pari. Perciò non mi è chiaro perché lei abbia ritenuto opportuno tornare in Egitto proprio ora. La vostra perizia è fuori discussione. Le chiedo scusa se sarò brusco. Ma devo chiederle di portarla in Inghilterra. No, signore. Dottor Khalid, lei ha detto che il peso è diminuito di 300 grammi in 4 settimane e tende a diminuire sempre più. Io respingo una tale domanda. Non approverò mai un suo trasferimento, è chiaro? Mi dispiace, dottore, ma per me è assolutamente necessario. No, non è affatto necessario. E lo dirò oggi stesso al ministro in persona. La regina Cara deve rimanere in Egitto. Dottor Khalid! Ciao, grazie. Ci vediamo. Mamma, voglio andare in Inghilterra. Voglio conoscere mio padre. Che ti succede, Margaret? Sei a metà dell'ultimo trimestre di scuola. Devo vederlo. Perché? Non lo so, ma è così. Margaret, vieni qui. Vieni qui. Margaret, tuo padre ha un'altra moglie e ci ha abbandonato per lei. Io andrò a mamma. Margaret. Hai il denaro che ti ha regalato nonno. Sei maggiorenne, io non posso impedirtelo. Ma mi spezzeresti il cuore. C'è anche il mio cuore.
Questo si osserva nelle statue, particolarmente in quelle del Regno Medio. Bisogna tentare di penetrare sotto l'epidermide della storia, specialmente se vogliamo tentare di comprendere ciò che animava l'uomo antico. Sì. Il modo più sicuro è quello di iniziare con il puro e semplice esame dell'ambiente in cui viveva. I fenomeni naturali, i pericoli naturali che lo circondavano, le ricchezze, le sue necessità, tutto ciò che poteva determinare l'animo del luogo, lo spirito dell'epoca. Nell'antico Egitto c'era il sole, c'era il deserto e c'era il Nilo, il padre dei fiumi. Vivendo in quei tempi, le domande esistenziali del chi sono, da dove vengo, sarebbero state fatalmente legate, e più esattamente sarebbero state naturalmente legate alla magia e al mistero, e soprattutto alla certezza del diminuire e del crescere dell'acqua di questo possente fiume. Al presentire il ritmo ordinato della vita, della morte, della rinascita. Margaret. Benvenuta, Margaret. Grazie. Sei bellissima. Grazie. Tieni, Jane. Sì. Bevi? No. Margaret, guarda, è ora che facciate conoscenza. È la regina Cara. Avete un compleanno in comune. Ah. E a che età è morta? 18. Quanti ne hai tu? Dicono che era una malvagia. È vero? Qui gli dei non vengono a qualsiasi appello. La senza nome non dovrà più vivere. La senza nome dovrà restare per sempre sola. Non avvicinatevi alla senza nome, perché la vendetta vi ucciderà. Sì, esatto. Per quanto ne sappiamo noi, era una donna cattiva. E cos'altro sapete? Il nome di qualsiasi sovrano appare molto spesso. Templi, papiri, iscrizioni. Ciò che sappiamo di Cara viene dalla sua tomba. Qualunque altro riferimento al suo nome è stato distrutto. Forse per questo la sua tomba non era mai stata scoperta. Il padre le uccise l'amante e se la sposò. L'incesto era usuale. Solo fra i faraoni. Cara si vendicò in una maniera orrenda. Che cosa fece? Lui stava ispezionando la cripta della sua tomba. Iniziavano a costruire i loro sepolcri non appena saliti al trono, e anche prima. Noi non sappiamo come. Lei sbloccò dei mattoni della volta che crollò, seppellendolo. Subito dopo, Cara uccise chiunque avesse avuto un qualsiasi rapporto con suo padre. Deve averne uccisi a migliaia. Non potevano fermarla. Erano terrorizzati. Ecco perché hanno cercato di distruggere il suo nome. Per garantirsi dalla sua maledizione. Credevano che lei avesse dei poteri sovrumani. Erano convinti, forse perché lei gliel'aveva fatto credere, che avesse la capacità di reincarnarsi. Ma gli egizi non credevano in una vita postuma. Certo, ma Cara diceva che sarebbe rivissuta in modo reale. Ha lasciato istruzioni molto dettagliate. Ha lasciato scritto tutto il rituale. Alla 39esima eclisse del sole, se avessimo trovato i vasi canopi, se noi avessimo il gioiello dalle 7 stelle che lei dice che sarà sepolto. Matt. No.
Basterebbe seguire delle istruzioni per farla risuscitare. Stai scherzando? Ma io cercavo solamente di... Matt, no. Ho parlato anche troppo. Dici in poche parole che cosa accade negli Stati Uniti. Naturalmente, certo. Gli organi vitali, il cuore, i polmoni, le viscere, venivano sempre estratti e sigillati in vasi. I vasi canopi li chiamavano. In questo caso, i suoi vasi furono rubati o non sono stati mai messi nella sua tomba. Li abbiamo cercati, ma mai trovati. I canopi sono vasi bellissimi. Ho alcune fotografie in un libro in ufficio. Sono passato per dirle che l'appuntamento per il microscopio elettronico è per venerdì, alle 11. Margaret, ti presento il signor Paul Whittier. Paul, questa è mia figlia, studia in America. Ciao. Posso darle le tu? Perché no? Benissimo, ciao. Aveva bisogno di qualcosa, Paul? No, niente. Arrivederci. Per te, Margaret. Per me? Ma nessuno sa che sono qui. Pronto? Ah, ciao. È molto sveglia. E molto carina. Sì, insomma. Insomma, di piuttosto che sei orgoglioso di lei. Confesso la mia colpa. Giusto. Tra un po' vedrai le telefonate. Oh, è ancora una bambina. Era Paul. Andrò con lui a teatro domani sera. Paul chi? Paul Whittier. Ma vi conoscete appena. Per questo usciamo domani sera. Allora, ti è piaciuto o no? Sì, interessante. Sì, è stato commovente. Già. Prendi qualcosa? Sbaglio o hai sonnicchiato per un momento? No, mi concentravo, era talmente... Barboso. Sì. È vero. Incredibilmente lungo. No, incredibilmente soporifero. Un sonnifero costoso, però. Andiamo a mangiare? Questa è un'idea. Quando poi quello ha cominciato con il lavoro. Sempre lo stesso. Vede? Aumentiamo a 50.000. Dunque il virus è presente dappertutto. Mi sembra chiaro. Sì. Dunque il virus è presente nei bendaggi, è presente nell'involucro interno e anche nel sarcofago. E quindi è il virus a causare il deperimento. Se fossi in lei, l'imballerei e la rispedirei al Cairo. E che se la sbrighino loro. Le pare? È fuori discussione. Cara, non la restituisco. Paul, la regina Cara deve rimanere a Londra. Io la voglio qui. Almeno finché noi non l'avremo guarita.
pronta! Papà! A che stai pensando? Oh, dei pezzi di me sono sparsi attraverso l'Egitto, come al solito. Che cos'hai? Non lo so, sento qualcosa. Nostalgia? Ecco, sì, esatto. Non sei mai stata in Egitto, vero? Beh, sono nata lì. No, non conosci la sua bellezza. La luce, specialmente la sera. Non c'è niente di simile in nessun'altra parte e dovresti vederla. Sì. Devi vedere la tomba. Gli egizi seppellivano i loro morti rivolti verso quella parte. Verso il tramonto. Andiamo, Youssef. Questi geroglifici narrano tutta la sua vita, la sua morte. Ti avevano data per morta quando sei nata. Lo so. Ero con lei quando hai dato il primo vagito. Ha sposato suo padre, non è vero? Ma lo odiava.
Kemit Nisu Kara. Vieni, voglio vedere la stanza della tomba. Papà! Youssef! Deve aver trovato il Sirdap. Cosa? Una specie di sacrario segreto. Anche noi l'abbiamo cercato, ma non siamo mai riusciti a trovarlo. Qui c'è un'orma. Guarda. Papà. Sì, è possibile. Forse ci siamo. Le 7 stelle. Lei parla di un gioiello a 7 stelle. Poteva ucciderti. I vasi canopi, polmoni, fegato, il suo cuore. È tutto qui. Tutto. Aspetto un uomo che viene dal lontano cielo del nord, che io legherò alla mia volontà fino alla sua morte. Sei tu, Jane? Margaret dorme ancora. Devo svegliarla? No, lasciala dormire. Ma il dottore Sadek ti ha lasciato portare via questi. Matt. Io so cosa sono. Naturalmente che lo sai. Ma che ti sta accadendo, Matt? Quando apristi quella tomba non toccasti neanche un filo di rame. Questi hanno un valore inestimabile.
Lo sai che cosa c'è in quella valigia? C'è l'opera della tua vita. C'è la tua reputazione. Perché l'hai fatto? Vuoi provare il rituale, vero? Jay, Non devi, Matt. Jay, smettila. La tua sta diventando un'ossessione e devi liberartene. Anche quel gioiello era l'insirbat, capisci? Il gioiello delle 7 stelle. Il gioiello, i vasi canopi, tutte le sue istruzioni per un uomo venuto dal nord, per eseguire i suoi... Penso solo per un momento quanta gente sulla terra crede nella magia. Oh, ti prego. Io no. E neanche tu. Noi siamo razionali, scienziati. Noi conosciamo i limiti della natura. Noi sappiamo. E allora, Jay, perché dobbiamo aver paura di verificare queste nostre certezze? Queste nostre scientifiche certezze? Con la fede di questa antica regina che credeva nella magia. Credevo che gli interessi di un egittologo fossero sottoterra. Ma anche gli antichi egizi guardavano verso il cielo. Sto lavorando su alcuni scritti profetici che abbiamo trovato nella tomba. Il luogo è stato datato al carbonio nel 1800 a.C. Praticamente lei vuole sapere il numero d'eclissi verificatesi nella zona di Luxor, vero? Latitudine 0H748 dal 1800 a.C. Quante eclissi sino al giorno d'oggi? Impostiamo i dati. Ecco. Vediamo. Qualche anno fa avremmo impiegato delle settimane per saperlo. Io non avrei mai potuto fare questo calcolo, ma se ho ragione, la risposta sarà 39. 39 esatte. Evidentemente lei già sapeva la risposta, ma voleva la conferma scientifica. È così? Un'altra cosa, scusi. L'Orsa Maggiore, le 7 stelle, cambiano la loro posizione? Intendo il rapporto alla Terra. Sì, parlando in termini profani, ha una sua certa orbita. Che posizione aveva in quel tempo? Orsa Maggiore. Posizione 1800. Ecco qua. Sa che è molto interessante. Ha completato un intero giro. Straordinario. Oggi l'Orsa Maggiore è nella stessa identica posizione di allora. Matt. Deve fare una cosa, ma subito, prima che io cambi idea. Ho paura. C'è una chiave di riserva nelle mie casette.
cassaforte del cassetto centrale e nella camera da letto. Prendila e distruggi subito i vasi canopi. Matt. Fallo! Oh Signore, affidiamo a Te l'anima benedetta di nostra sorella Jane, mentre restituiamo il suo corpo alla terra, terra alla terra, cenere alla cenere, polvere alla polvere. Ma insomma, professore, ha idea di quello che sta facendo? Pensi a sua figlia. Come se lo spiega? Jane è venuta a trovarmi prima di morire. Aveva paura. La morte di Jane è stato un incidente. E lei lo sa, un incidente. No, io non lo so. Lei ne è proprio convinto.
lei non ha sentito niente. Un taglio profondo. Avrebbe almeno dovuto svegliarsi. Non lo so, dottore. Forse è stata una forma di sonnambulismo la mia. Sì, sì, può essere. Non c'erano queste macchie quando l'ho messo ieri sera. Non è sangue mio, Paul. Aiutami, ti prego. In nome di Dio, aiutami. Paul, ero in casa quando Jane è morta. Avevo troppa paura per dirlo a te o a qualcuno. Io sento di non essere più la stessa. Chi è quella, Paul? La conosci? Io non la conosco più. Ma in questo momento, parlando con me, non ti senti diversa, vero? E queste sensazioni ti vengono di tanto in tanto. Tu hai sentito parlare e sai che cos'è la schizofrenia, vero? E ti credi malata. Forse è questo il tuo problema. Io non ho il controllo di me stessa quando accade. Beh, sai dirmi chi di noi non ha mai perso il controllo di se stesso? Senti, ci sono milioni di persone normali, normalissime. Eppure questa gente crede nell'occulto. Mi capisci? Ci sono dozzine di scienziati che credono nel paranormale e fanno esperimenti. Dunque il fatto che tu ti accorga di credere in eventi inspiegabili non significa che tu sia una normale. È assurdo. Che cosa? Tranquillizzarmi. Io non sono venuta perché sono anormale. Io so quello che sono. Io sono venuta perché ho paura. Lei può crederlo o meno. Io soffro di amnesie. Ho persino ferito mio padre. E mi sono vista il viso deturbato. Sono spaventata di me stessa, dottor Richter. Va bene, Margaret. Tu sei malata. Adesso torni a casa, ti prepari una valigetta e ti ricoveriamo in una clinica. Faremo qualche test, qualche seduta e accerteremo che cosa accade quando hai queste amnesie. No. Tu hai insistito. Non capisco. Tu hai detto di aver ferito tuo padre. Mio padre. Mio padre. Forse è proprio lui che dovrebbe... Forse è lui che... Lui e la sua maledetta... Ora ti darò un sedativo, ma voglio che tu ti rilassi.
St. Hugh's Hospital, Wimbledon. Che cos'è? Non lo sappiamo. Diciamo che è sotto un forte stato di shock. Grazie di essere venuta. Devi essere molto stanca. Oh. Io mi dispiace. Tu. Oh. Vengo dall'ospedale. È già stato a vederla oggi? No, ci sto andando. Come sta? Lo sa come sono andati i test? L'encefalogramma non denuncia niente. Anche l'arteriogramma. Hanno fatto tutto quello che è possibile per capire che cosa ha Margaret. La sua ossessione per Cara ha sconvolto la mente di Margaret. Sua figlia crede di essere posseduta da Cara. Ha paura di quello che può accaderle. E desidera la propria morte. No, è Cara. È Cara che mi ricatta attraverso Margaret. Lei non è sano di mente. Margaret. Aiutami, papà. Aiutami. Margaret. Non è possibile. Non posso. Devi farlo. Ti prego, papà. Lo farò.
Ave Osiride, signora dell'eternità. Ave Anubi, signore delle tombe. Gran Dio, padrone della santa dimora, ti imploro di concedere a Cara che risorga dagli inferi. Il mio sangue e il fuoco purifichino la tua polvere. No! Che la gran luce di Anubi ti faccia respirare di nuovo. Che la gran luce di Osiride faccia ribattere il tuo cuore. Va avanti, padre. Tu sai cosa devi fare. Margaret, tu qui, come hai fatto? Va avanti. Non posso. Devi. Sì. Ha rispettato i patti. Va bene. Che Anubi prenda i miei occhi ed apra i tuoi. Padre. Fa che Anubi apra la tua bocca. E riempia il tuo cuore. Non vuole. Non vuole. Non c'è niente. Aspetta. Aspetta. No. Non è lei. Non puoi farlo. Non puoi prendere lei. Ferma! Ferma! Non puoi! Non puoi farlo! No! No! Non puoi! Non puoi farlo! No! No! Ehi! Non puoi farlo! Oh no! Sei lei! Sei lei! Maledetto demone!